Nel 1993 a Fiumesanto nella Nurra Sassari vennero alla luce dei reperti che furono inviati all'Istituto di Geomorfologia dell'Ateneo di Liegi, che li sottopose immediatamente a prime analisi. I resti appartenevano ai vertebrati che vissero con molta probabilità prima del Quaternario. Tra i fossili furono individuati dei frammenti di una mascella inferiore contenenti due molari attribuiti a un primate individuato nell'Oreopiteco, scimmia antropomorfa vissuta nel Miocene. Uno scheletro completo di questo primate emerse in Toscana da una cava. Individuati anche altri fossili appartenenti ad antilope e girafidi. L'Oreopiteco nurreo proto, come i locali lo hanno battezzato, era alto 1 metro per 40 kg di peso, visse circa 9 milioni di anni or sono, aveva abitudini miste arboricole e terrestri. Non è un nostro antenato, nonostante le sue caratteristiche siano tipiche dei primati che somigliano all'uomo, chiamati antropomorfi, ma appartiene a una linea collaterale che si evolse in modo diverso e si estinse misteriosamente. Oltre i resti di Proto, la trincea di Fiumesanto ha permesso di individuare altri fossili appartenenti ad antilope e giraffe. Tra i reperti anche frammenti di un tipo di orso e denti di coccodrillo e di roditori e microframmenti di animali anfibi. I resti hanno evidenziato che gli animali avevano taglie grandi e piccoli, tali da far pensare a razze endemiche in evoluzione nell'isola. Nel Miocene esisteva probabilmente un ponte di isole che permise il collegamento con la Toscana e l'arrivo così di vari tipi di animali, tra cui la scimmia antropomorfa battezzata Oreopiteco bamboli.